Da Pino, una storia di passione che parte dalla costiera amalfitana e arriva nel Veneto, con la prima pizzeria aperta a Mogliano nel 72, il primo di tanti altri locali. Qual è il segreto del suo successo? Devo pensare alla passione e alla voglia di trasferire al cliente un prodotto che a me piaceva originariamente, che secondo me viene dalla dieta mediterranea. Gusti, profumi, sapori, che lì abbiamo raccolto il meglio dell'alimentazione naturale. Parliamo di pizza gourmet. Qual è il suo pensiero, dalla pizza margherita ad oggi? Credo che la pizza si presta per essere condita con qualsiasi prodotto e qualsiasi gusto e qualsiasi piacere. Credo che sia un po' più una questione di gusto e ogni gusto è giusto, quindi ognuno ne faccia la sua fantasia che vuole. Gino Sorbillo nei giorni scorsi si è lanciato in una proposta audace, la Mm. pizza con l'ananas. Provocazione o cosa? Ma insomma è un po' una divulgazione d'immagine di come si può definire, di scoop, che può toccare sempre in qualche maniera i desideri del consumatore, e quindi notizie utili che servono le persone che gli mangiano la pizza al gourmet, quella con l'ananas, quindi. La pizza mette sempre tutti d'accordo. Qual è la formula del suo successo? Ma diciamo credo che sia stato un po', si può definire in modo poetico, i cinque sensi. I cinque sensi appartengono ai bisogni reali che noi abbiamo per vivere bene, per vivere più confortevolmente. Ci piace il gusto, i sapori ci piace il tatto per toccare prodotti che ci danno sensibilità di piacere, ci piace il profumo dell'ambiente, ci piacciono come si può definire, quello che vediamo, ci piace quello che vediamo, l'atmosfera. Ci piace tutto quello che ci fa stare bene e credo che attraverso la pizza ci siamo riusciti.